Allora, parliamo delle rette di questi centri servizi degli anziani in Veneto, e sono cifre anche che fanno fare delle considerazioni a voi. Vediamo prima un messaggio. Cosa vuol dire che il Veneto non ha fatto la riforma sulle case di riposo? Chiede un telespettatore. Allora, il Veneto è l'unica regione in Italia che non ha trasformato le case di riposo che si chiamano pubbliche, che si chiamano IPAB, poi ci sono pochissime esperienze anche di case di riposo comunali, non ha fatto la riforma, nel senso che queste case di riposo devono diventare sempre strutture pubbliche ma avere fondamentalmente altre regole. Questa riforma non l'ha mai fatta. E noi siamo ancora a un punto dove le case di riposo pubbliche annaspano un po', perché alla fine, insomma, facendo questa riforma si avevano più garanzie nella durata di queste case di riposo. Oggi come oggi le case di riposo pubbliche, le ex IPAB, chiamiamole così, stanno vivendo un momento di difficoltà sia per i costi sia per i contributi che riceve. Quindi portando a un livello di privato praticamente con la riforma? No, resterebbero sempre strutture pubbliche, però avrebbero fondamentalmente più garanzie sotto l'aspetto della durata, della prospettiva futura, insomma, della casa di riposo, e avrebbe anche la possibilità di ottenere maggiori contributi rispetto al privato. Cosa che è stata fatta un po' in giro, anzi è stata fatta in tutta l'Italia ormai questa riforma. Non capito. Allora, vediamo un po' rapidamente le rette. Allora, per quanto riguarda le rette, unitariamente CGIL e CGIL, noi abbiamo fatto un'indagine negli ultimi mesi dell'anno scorso per andare a vedere, perché ogni giorno c'erano articoli sui giornali dove apparivano rette che non si capiva bene se erano vere o meno. Abbiamo fatto questa indagine, abbiamo fondamentalmente siamo andati a indagare nei siti delle case di riposo, dei centri servizi, abbiamo trovato i dati, i numeri di 216 centri servizi su 286, e le rette, come adesso ve le illustro, sono molto diverse da centro servizio a centro servizio. Cosa dipende questa diversità? In genere dipende, la prima cosa è se uno ha il contributo della regione oppure se non ce l'ha, ovviamente. La seconda cosa importante è se tu sei in una struttura dove hai disponibile una camera singola oppure hai una camera doppia o con più letti. Tenete presente che la maggioranza, che in Europa c'è una direttiva dove si dice chiaramente che si dovrebbe arrivare ad avere, ovviamente per la qualità della vita dell'ospite nelle strutture, avere tutte camere singole con i bagni, cosa che non esiste ovviamente nelle case di riposo. Quindi varia di molto la retta. Varia tra pubblico e privato, in genere nel pubblico si pagano rette più basse, nel privato si pagano rette più alte. Poi c'è addirittura una diversità tra le province, per cui ci sono alcune province dove le rette risultano mediamente più basse, ripeto, mediamente. Infatti andiamo alla slide successiva, alla 10, dove si vedono appunto le varie USL e si capisce anche la differenza delle rette sia con impegnativa che con senza. Ci sono differenze. Come mai ci sono queste differenze? Non so darle una spiegazione, nel senso che probabilmente queste rette c'è un'attenzione tra pubblico e privato di cosa c'è nel territorio. È difficile comprendere la diversità di queste rette. Può essere che in alcuni territori ci siano rette che sono più alte perché sono più collegate a camere singole o a camere doppie, quindi non c'è una lettura rispetto a questa cosa qua, però questo emerge dall'indagine che noi abbiamo fatto. Ma la cosa interessante, importante, è, se ritorniamo alla slide precedente, è che le rette minime fondamentalmente che noi abbiamo indagato alla fine
Nel pubblico la media è di 62 euro al giorno, quindi voi capite che 62 euro al giorno vuol dire 1800. Vediamo la slide 9, la precedente, sì. 1800-1900 euro al mese per chi ha il contributo da parte della regione. Se andiamo nel retta senza impegnativa, noi andiamo a una retta di 85 euro, quindi chi non ha il contributo da parte della regione mediamente va a pagarsi intorno ai 2.500-2.600 euro al mese. Quindi pensioni alte oppure con copertura? Uno deve avere proprio una pensione alta, perché se la media, come ha detto Felice, sono quelle, è molto complicato anche accedere pur avendo il contributo, perché 62 euro vuol dire 1800 euro al mese pur avendo il contributo da parte della regione, sì, quindi sono pensioni difficili. Già alte quelle. A che conclusioni siete arrivati? Quali proposte a questo punto volete fare? Allora, vediamo la slide 11 che è un po' riassunti, schematizza. Noi abbiamo fatto tutta una serie di proposte da parte della regione, noi abbiamo fatto un documento rispetto a questo, abbiamo inviato il documento alla regione, abbiamo chiesto un confronto rispetto alle proposte che facciamo. Ovviamente chiediamo di adeguare il numero dei posti letto, abbiamo visto prima 31.000, la regione dice che bastano 32.000, noi abbiamo fatto una ricerca recentemente dove, utilizzando altri criteri, verrebbe fuori che ci sarebbe bisogno nella nostra regione di almeno 50.000 posti per coprire il fabbisogno. Adeguando anche naturalmente le impegnative e l'importo delle impegnative. È chiaro, e anche differenziandole, perché non è possibile, cioè, abbiamo visto che il 40% delle persone soffre di patologie dementigene, ormai in case di riposo si va sempre di più con problemi cronici, problemi sanitari, e abbiamo visto qual è il costo delle rette anche per chi ha il contributo. Noi chiediamo che siano aumentate il numero delle impegnative, ma anche differenziate a seconda della gravità della persona. Per esempio, chi ha la patologia dell'Alzheimer, attualmente però ci sono solo 140 posti in tutto il Veneto. Per queste 145 persone la regione passa 90 euro al giorno piuttosto che i 52. Noi pensiamo che almeno quel 40% di persone che hanno patologie dementigene dovrebbero arrivare a prendere non i 52 euro, ma i 90 euro per come è previsto per gli altri. Aumentare i posti e le impegnative di residenzialità. E poi infine, se andiamo alla slide 12. Successiva, garantire una quota equa. Ecco, c'è un'unica casa di riposo nel Veneto che applica le rette in base al reddito, alla pensione che uno ha, al reddito complessivo che uno ha, ISEE, e differenzia le rette a seconda di quello che ha come reddito. Tutte le altre case di riposo non guardano assolutamente il reddito che uno ha, la pensione che uno ha. Diciamo anche che bisogna aumentare i posti dei centri diurni per dare sollievo alle persone che sono a casa. Una delle risposte alla persona che diceva: ma cosa posso fare io attualmente? Per esempio, avendo 93 anni, non avendo il figlio, sì, eccetera, potrebbe essere quello appunto di rivolgersi alle strutture per un posto in centro diurno, quindi durante il giorno frequentare anche, no? Tenere in compagnia di altre persone, esatto, fare relazioni, l'invecchiamento attivo famoso, esatto. E dopo ridefinire gli standard di personale aumentando i minuti di assistenza di cui si era parlato prima. L'abbiamo già detto, in particolare non abbiamo toccato questo tema. Noi pensiamo, qua sono le proposte in estrema sintesi, ma diciamo anche che c'è bisogno di un'assistenza anche da parte del medico, quindi più ore all'interno delle strutture da parte dei medici. E infine noi chiediamo un tavolo con la regione per affrontare tutte queste tematiche. Oggi abbiamo parlato solo di non autosufficienza, abbiamo visto che è
un grande tema che ha molte sfaccettature, Mettiamo gentilmente dalla regia le sedi dello SPCGL mentre finisce, perché siamo in chiusura. Sì, che questo tema ha molte sfaccettature e si deve collegare ovviamente alla persona, si dovrebbe tentare di rispondere ai bisogni individuali delle persone a seconda anche delle patologie. Quindi un'attività molto mirata. Molto mirata e quindi noi pensiamo che bisogna con la Regione trovare gli strumenti, le risorse per dare una risposta a questi, abbiamo visto, 328.000 anziani non autosufficienti della nostra Regione. Con tendenza in aumento. Gino Ferraresso, grazie di essere stato qui con noi, di averci illustrato queste tematiche, sono estremamente importanti e delicate. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, avete visto quali sono e quante sono anche le sedi presenti in modo capillare dello SPCGL nel Veneto. Rivolgetevi, chiedete informazioni, suggerimenti, insomma ci sono gli sportelli che possono darvi assistenza. Buon proseguimento, noi ci vediamo presto, grazie.